I cittadini hanno deciso e noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo. Non sono nemmeno le 5 del pomeriggio quando la Premier affida ai social il suo messaggio, incassando di fatto la sconfitta sul referendum della giustizia. Il no lungo lo stivale ha prevalso in maniera netta, andando anche oltre quelle che erano le previsioni della vigilia. 10 minuti dopo Meloni, la nota del guardasigilli Carlo Nordio: prendo atto, dice il ministro, che ribadisce come il voto non abbia significato politico. Di tutt'altro avviso le opposizioni: ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione, afferma Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Sonora batosta per il governo, rilancia Matteo Renzi. Dal Partito Democratico, nel corso della diretta di Focus, la riflessione di Alessandra Moretti. Non è soltanto qui una responsabilità di Giorgia Meloni, che governa e quindi ce n'è molta. La responsabilità è anche del nostro schieramento, lo schieramento di centrosinistra, che alla luce della risposta che il Paese ha dato probabilmente deve cambiare strategia. Se l'analisi non può che essere politica, altrettanto significativo è il dato regionale, che racconta di un Veneto dove è prevalso ovunque il sì, seppure con differenze spesso notevoli tra capoluoghi e provincia profonda. Ad ogni buon conto, per la Lega, reduce dai funerali del leader Bossi, sta ritornando lo schema nord contro sud. Questo è un'altra chiave di lettura, insomma, in Veneto, Friuli, Trentino e Lombardia, insomma, il sì pare abbia vinto, e quindi questa è una lettura su una suddivisione territoriale che sta diventando marcata, sta ritornando ad essere marcata. Ci sono però due casi. Il primo riguarda Treviso capoluogo, la città di provenienza del ministro Nordio, dove le fibrillazioni tra alleati, soprattutto sui temi della sicurezza, sono quotidiane. Nei seggi cittadini a vincere, seppure di misura, è il no. Il secondo caso arriva da un'altra città, Venezia, chiamata alle urne in tarda primavera. Anche qui il no prevale e sembra tirare la volata al centro-sinistra di Andrea Martella. La vittoria del no indica una scelta molto chiara. Va difeso l'equilibrio tra i poteri dello Stato come base della nostra democrazia, e indica che questa riforma era costruita male e fatta peggio. I cittadini hanno risposto in maniera inequivocabile, anche a Venezia, con una forte affermazione del no, a difesa dell'equilibrio tra i poteri e anche a dimostrazione che la giustizia deve essere sempre dalla parte dei cittadini. Per Roberto Bulldog Marcato, Lega è già tempo di autocritica. E secondo me il centrodestra stava sottovalutando l'esito del referendum. Cioè, credo che siamo partiti dando un risultato per scontato, il sì. Invece così non è stato. Secondo me ci abbiamo investito poco. E poi nel momento in cui il centro-sinistra ne fa una questione politica, hai voglia tu a mettere in campo avvocati, giuristi, tecnici, devi rispondere con argomenti politici.